Mauro Canal, oltre che sindaco di Refrontolo, lei ricopre anche un ruolo nella consulenza in tema di sicurezza. Sicurezza che è un argomento molto sentito in questi ultimi tempi. Alla luce di questo, quali sono le cose che i gestori di attività fisse come locali o comunque o gli organizzatori di fiere e sagre devono tenere in considerazione e poi qualche consiglio a chi frequenta questi luoghi? Sì, la regola generale è questa: quando uno organizza un evento deve rendersi conto che sta ospitando delle persone e le persone vanno ospitate in totale sicurezza. Tenuto conto questo, poi i metodi sono diversi, son tanti, le normative, se devo dire la verità, nell'ambito degli eventi temporanei non sono così lineari, non erano soprattutto così lineari. Ad oggi però abbiamo delle linee guida, soprattutto su spinta della prefettura di Treviso, che danno indicazioni molto precise su come si gestiscono gli eventi, ripeto, soprattutto quelli temporanei, per cui diciamo che gli strumenti ad oggi ci sono. Devo anche dire una cosa, che nel corso degli anni sono stati fatti passi da gigante, perché se io ricordo com'erano le sagre 15 anni fa, non sono le sagre d'oggi. Ormai gli organizzatori hanno preso coscienza che l'attività che fanno è un'attività che è importante, ma che se non gestita bene può essere pericolosa. E soprattutto chi fa volontariato ha tutto l'interesse di non avere problemi, di fare le cose fatte bene, e così, ripeto, la maggior parte ormai degli organizzatori lo sta facendo. Detto questo, ripeto, le normative a volte possono sembrare pesanti, pesanti da rispettare. A volte a me capita di far parte di commissioni di vigilanza, le indicazioni di prescrizione che dà una commissione possono sembrare difficili da poi realizzare. Non è sempre così. Io ricordo che queste indicazioni sono date soprattutto su spinta dei vigili del fuoco, e le indicazioni che danno i vigili del fuoco tendenzialmente le danno per esperienze pregresse, quindi se danno una sorta di indirizzo vuol dire che hanno già trovato delle situazioni analoghe, per cui quell'indirizzo avrebbe potuto aiutare magari a evitare dei danni. Quindi ecco, l'invito agli organizzatori è di recepire in maniera positiva queste indicazioni, che poi son prescrizioni, ma comunque sono indicazioni, perché vengono date soprattutto a loro tutela. Ripeto, può essere difficile a volte da digerire, perché questo me ne rendo conto, però ripeto, nessuno dà indicazioni per far dei dispetti, no, le danno perché per evitare che accadano degli incidenti, e se dovessero anche capitare, perché l'incidente può capitare, per fare in modo che la gestione poi di questa situazione possa essere fatta nel miglior modo possibile. Questo, ripeto, vale per gli eventi temporanei, vale anche per gli eventi fatti su edifici fissi, su strutture fisse. Qui ricordo bene che per eventi e per situazioni dove si sviluppa un pubblico spettacolo sopra le 200 persone, comunque è sempre obbligatorio il parere di una commissione di vigilanza, e le commissioni di vigilanza, soprattutto dalle nostre parti, sono commissioni molto serie, per cui io non dobbiamo, diciamo, adagiarsi sugli allori sicuramente, però se devo fare un po' una valutazione sul livello di sicurezza dei nostri locali, devo dire che siamo in una buona situazione. Sempre migliorabile, questo è scontato, perché poi la tendenza deve essere sempre quella di migliorare, però la situazione nella nostra provincia è diciamo ad ottimi livelli. Per i clienti o comunque gli avventori di questi appuntamenti, un consiglio da tecnico. Per i clienti il consiglio è quello, non sarà facile da attuare, ma il consiglio è che dovremmo abituarci a questo, a capire che le situazioni di emergenza ci possono essere in ogni luogo dove siamo, e se percepiamo una situazione di emergenza bisogna diciamo seguire le indicazioni che danno gli organizzatori dell'evento. Questo è fondamentale. Non è facile, perché quando uno partecipa a un evento diciamo che ci va in maniera molto rilassata, no, l'ultima cosa che pensa è che possa succedere qualcosa. Ecco, l'invito è questo: se vengon date le indicazioni da parte della squadra di vigilanza, quando c'è la squadra di vigilanza chiaramente, vanno seguite, e seguite nell'immediato. Non occorre fare chissà cosa, non occorre fare gli eroi, basta semplicemente, in caso di emergenza, c'è l'ordine di evacuazione, prendere e uscire quanto prima dall'ambiente, per esempio. Ehm,
ripeto, il comportamento delle persone è fondamentale e ripeto anche che capisco che non sempre è facile, perché quando uno è rilassato e pensa di essere in un ambiente sicuro, l'ultima cosa a cui va a pensare sicuramente è che gli possa accadere qualcosa. Diciamo che nel tempo anche qui i comportamenti delle persone io ho notato son cambiati. E da quando son cambiati? Da quando, diciamo è entrata in gioco la nuova generazione, per cui i giovani sono abituati a queste situazioni fin da piccoli. Fin dall'asilo ad oggi si fanno le prove di evacuazione, li fanno i bambini come gioco e poi le ripetono alle scuole elementari, alle medie, alle superiori, quindi in qualche maniera si abituano anche a queste situazioni e diciamo reagiscono molto meglio rispetto a quelle persone che di fatto prove non ne fanno mai e non son più abituati diciamo a queste situazioni di emergenza. Quindi anche qui credo che più il tempo va avanti, più, prendiamo coscienza che questi eventi si possono sviluppare e più anche siamo preparati alla reazione a queste situazioni critiche.